Potrebbe arrivare in procura il caso tubercolosi di Motta di Livenza. Alcune mamme, infatti, della scuola in cui è stato scoperto il focolaio si sono rivolte ad un legale per verificare se ci siano gli estremi per un esposto. Nessuna denuncia querela dunque, ma le famiglie chiedono che la magistratura valuti se vi siano eventuali responsabilità nella vicenda, sia nella fase iniziale sia successivamente. Al momento i casi accertati di TBC sono 10, 2 maestre e 8 bambini, una trentina coloro che sono risultati positivi alla Mantù, un migliaio coloro che sono stati sottoposti allo screening. L'ULSS 2 dalla sua ribadisce nuovamente che tutte le misure previste in questi casi sono state adottate sin dai primi momenti. Abbiamo avuto anche dal professor Rezza del Ministero e dell'Istituto Superiore di Sanità la certificazione che quello che stanno facendo i nostri esperti guidati dal dottor Cinquetti è corretto ed è quello che si doveva fare. Non ha senso accampare la chiusura della scuola perché non esiste, perché bisogna capire come c'è ovviamente la progressione della malattia. Noi abbiamo isolato i casi che erano da isolare e abbiamo fatto la terapia e la prevenzione ai casi che dovevano essere ovviamente valutati. Per venerdì intanto si attendono gli esiti del test effettuato su un centinaio di persone tra studenti e personale scolastico usciti dalla scuola elementare nel 2017, mentre il 20 maggio verrà nuovamente ripetuta alla Mantù nei casi risultati negativi nella prima fase. Non stiamo lasciando niente al caso.